Sindaco Canal, di recente, proprio la sera della festa della patrona di Refrontolo, si sono verificati in paese dei furti. Sì. Però fortunatamente i danni sono stati comunque tamponati o perlomeno limitati da questo gruppo di controllo del vicinato del paese. Un commento su tutto ciò. Sì, purtroppo in quella sera probabilmente sfruttando il fatto che le persone erano in piazza a festeggiare, questi malviventi si sono introdotti in molte abitazioni. Probabilmente la tipologia di furto è quella rapida, quindi entrano, quello che trovano, poi passano alla casa successiva. Infatti sono state coinvolte soprattutto le case vicino al centro del comune in maniera veramente sequenziale. Per fortuna il controllo di vicinato, che è in fase embrionale ma ha già una cinquantina di iscritti, ha avuto la sua efficacia perché il tam tam si è diffuso in maniera molto rapida. Quello e i gruppi poi spontanei che sono già nati da parecchio tempo nelle varie borgate. Ecco, questo probabilmente ha contribuito a dare le persone a verificare le situazioni e a far scappare i malviventi. Quindi diciamo che nel male, tutto sommato, da un punto di vista della refurtiva è andata anche bene perché il refurtivo non è stata così importante. Diciamo che comunque la cosa peggiore non è il fatto che abbia portato via dei soldi, ma il fatto che siano entrati comunque in delle abitazioni, e questo per chi era dentro o per chi si è visto la casa, diciamo, messa a soqquadro sicuramente non ha fatto piacere, e sono situazioni che mettono paura poi alle persone. Ecco, quindi per quanto siano, tra virgolette, leggeri questi tipi di furto e non arrechino danni patrimoniali importanti, sono veramente spiacevoli, ecco, perché mettono timore nelle persone che sono state visitate.